Gourmandia 2018. Siamo con Davide Paolini, avete appena ascoltato in diretta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Prima mi è piaciuta una cosa che hai detto, Davide: ripartiamo dalla ristorazione di base, dalle trattorie, anzi anche dai pizzaioli, perché no? Sì, perché secondo me sono quelli che usano gli ingredienti, la materia prima è la base di tutto. Ormai gli chef non usano più gli ingredienti del produttore di formaggio, di carne o d'altro, gli arriva tutto già porzionato nel ristorante, perché ci sono 3 o 4 società di distribuzione molto importanti che ormai sono i veri, diciamo, quelli che ispirano gli chef, perché ogni anno c'è un prodotto che viene lanciato e immediatamente il boom. Mi ricordo 2 o 3 anni fa il merluzzo nero, chi lo conosceva? A un certo punto è stato importato, su tutti i ristoranti stellati c'era il merluzzo nero, per non parlare del baccalà, perché il baccalà, ovvero lo stoccafisso, per tanti anni era sparito. Poi c'erano i famosi convegni nei Paesi Baschi e scoprirono i ristoratori italiani, gli chef italiani, che c'era un geniale chef, io lo chiamo cuoco, spagnolo, che non ha mai avuto gli onori delle prime pagine, ma quest'anno ha preso 3 stelle, che si chiama Victor Echevarri, che è un trattore geniale, che faceva il baccalà nel migliore dei modi, di una qualità straordinaria. Tutti hanno cominciato a scegliere quel baccalà lì, una società di distribuzione italiana è andata all'origine e quindi è stato invaso da tutti i ristoratori. Ormai di un certo livello c'è un piatto di baccalà, di stoccafisso, fatto alla loro maniera, tutto quello che si vuole. E ogni anno è così, cioè loro impongono il menù. Il menù ormai è fatto in base alla distribuzione di questi prodotti. Quindi io preferisco ancora chi va al mercato, che va direttamente a comprarsi i prodotti non dal contadino, perché ora insomma non voglio cadere nel ridicolo, nel senso, da agricoltori evoluti, da produttori evoluti, quindi che distribuiscono anche. Ormai è così, quindi molti hanno abbandonato questa linea e io sono convinto invece che bisogna riscoprirla. A me piace molto Marco, perché con queste dichiarazioni si fa un sacco di amici, ristoratori che avevi già iniziato a farteli l'anno scorso con la presentazione del tuo libro. Sì, sì, ma io non ho problemi, ormai non è che mi importa molto di avere, ho ancora degli amici, perché non più tardi di 2 sabati fa mi hanno chiesto di ripresentare il mio libro a Forte dei Marmi e c'erano 2 chef importanti, uno sempre in televisione, che io non conoscevo bene, si chiama Tomei e fa questa trasmissione con Gennaro Esposito, ne ha fatte tante. Personaggio molto brillante, un cuoco molto brillante, su tanti temi mi dava ragione, quindi... Se uno predica bene poi realizza anche, come dire, risultati, come stai realizzando tu.